Allora, buon pomeriggio, scusate, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Questa è praticamente la seconda giornata del nostro festival letterario per la salute mentale. Questo secondo libro di cui oggi parleremo, ma non parleremo solo del libro di Elena, vero? Parleremo anche parleremo di salute mentale, parleremo di diritti, parleremo di come stiamo e di come ciascuno di noi può essere utile alla causa della salute mentale, più che mai necessaria. Elena è nostra ospite per la presentazione di questo suo libro molto importante che io e che noi consideriamo molto importante perché è il diario della storia di Elena che ha attraversato un problema di salute mentale importante. Di questo io ho sempre ringraziato molto tutte le persone che hanno avuto il coraggio di raccontarsi, perché non è facile. Sono per fortuna tante le persone che hanno raccontato la loro storia di sofferenza, ma la loro storia di ripresa. E questo per noi che siamo familiari, che siamo impegnati in questa associazione è importante anche perché tante persone invece non riescono a parlare della loro sofferenza e quindi noi la possiamo solo comprendere dal di fuori, dall'esterno. E quindi questo diario di Elena, che è un diario molto profondo, perché Elena ha anche il coraggio di scoprirsi molto fino in fondo e questo ci aiuta a comprendere quello che le persone veramente attraversano quando ricevono una diagnosi così feroce, la diagnosi di schizofrenia. Questo perché lo dico? Perché questa diagnosi è considerata ancora oggi una diagnosi grave, gravissima, di una condizione di malattia inguaribile e alcune volte anche incurabile. Quindi questo libro coraggioso di Elena ribalta questa teoria, la ribalta completamente. E quindi ci porta a considerare lo stigma e i pregiudizi che ancora oggi sono fortissimi sulle questioni dei disturbi mentali, delle condizioni di sofferenza mentale, sono pregiudizi che tutti insieme dobbiamo combattere. E li dobbiamo combattere perché proprio per aiutare le persone che non ce la fanno a raccontarsi, a comprenderla quella sofferenza e ci aiuta anche a comprendere fino in fondo quello che in tanti, anche molti tecnici della salute mentale, molti operatori della salute mentale, per fortuna, sostengono che non c'è nessun disturbo mentale incurabile o inguaribile. E quindi queste storie, che sono da una parte storie di guarigione, di resistenza, ci aiutano nel nostro impegno di lotta per la salute mentale.
per il diritto alla salute mentale di tutte e tutti. Una cosa che mi ha molto colpito nel libro di Elena è questa sua minuziosa descrizione dei fatti più semplici della vita, anche delle azioni che una persona compie meccanicamente quando lo facciamo nella propria casa. Ed Elena racconta in questo suo diario anche quei gesti che sono gesti comuni che ognuno di noi compie nella sua casa, nella intimità della propria casa. Lei li descrive come se fossero degli avvenimenti straordinari, cioè ogni gesto è un avvenimento straordinario, anche la preparazione della tavola, anche il riordino di una stanza. In questo libro Elena, che vi invito chiaramente a leggere, parte dalla cosa più difficile e più sofferente che lei ha vissuto, quando durante un viaggio a Monaco lei è stata male, ha attraversato un periodo di difficoltà ed è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico tedesco. E quando Elena è tornata in Italia e ha avuto bisogno dei servizi di salute mentale di Trieste, così parliamo anche di Trieste, ha scoperto un mondo altro, un mondo completamente diverso. Mentre a Monaco Elena era una paziente con diagnosi di schizofrenia, a Trieste Elena era una persona che aveva bisogno di aiuto, di sostegno, di comprendere quello che gli stava capitando, ed è stata accompagnata, ed Elena racconta questo accompagnamento, questo sostegno che ha ricevuto da questi straordinari operatori triestini, e quindi lì si apre tutto un altro mondo, perché Elena viene considerata la persona che è, con delle sue straordinarie capacità, con una sua vita, una vita personale, una vita professionale, una vita familiare, come chiunque di noi. E quindi Elena, in questo suo libro, ci racconta e insiste molto, no, su cosa è stato Trieste, i servizi di salute mentali triestini, la rivoluzione balzaliana a Trieste. Che cosa questo è stato per lei, per la sua vita, per la sua ripresa, per il suo lavoro professionale che non intendeva abbandonare neanche un attimo. Per noi parlare di salute mentale attraverso i libri delle protagoniste, delle persone che si raccontano, che svelano la loro sofferenza e ci mettono quindi nelle condizioni di comprendere fino in fondo cosa significa attraversare una condizione di sofferenza mentale, e questo ci serve anche per avere consapevolezza che questa condizione può colpire ciascuno di noi in qualunque momento della nostra esistenza. E quando questo accade abbiamo il diritto di continuare ad essere considerate persone nella pienezza di quella che è una persona umana. Abbiamo il diritto di non essere
calpestate nella nostra dignità umana e abbiamo il diritto di ricevere tutte le cure, tutte le attenzioni, tutti i sostegni, non solo dei nostri familiari che sono doverosi o che sarebbero doverosi, ma lo dobbiamo ricevere dalla comunità intera. Dobbiamo ricevere attenzioni e sostegno dalla comunità intera. Questa rassegna che noi stiamo presentando in questo periodo è per noi un altro strumento di lotta per i diritti. Per noi è fondamentale parlare e parlare di queste questioni e fare in modo che le persone, che sempre più persone comprendano che cosa significa attraversare una condizione di sofferenza mentale e come è possibile superare la condizione della sofferenza mentale. Quindi io vi ringrazio molto per essere qui con noi, per essere qui con Elena, e chiederei a Roberto e a Sandro di integrare questa apertura di questo pomeriggio e poi diamo la parola a Elena. Allora, grazie Gisella. Intanto, prima di iniziare questa presentazione, vorrei farvi notare che abbiamo integrato al percorso della nostra rassegna letteraria per la salute mentale anche una parte fotografica. Nella locandina che abbiamo diffuso, in cui abbiamo preannunciato la presentazione del libro di Elena, abbiamo anche indicato la presenza di una mostra fotografica di un giovane autore che si chiama Francesco Manunza. Probabilmente questa mostra potrebbe essere anche ripresentata nelle successive nostre presentazioni. Io vi presenterò queste foto con le parole dell'autore Francesco Manunza. Mi piace pensare che il messaggio comunicato da una fotografia sia diverso per ognuno di noi, codificato dalla nostra coscienza, ci aiuta a conoscere e a conoscerci. È un messaggio che ci sprona a vivere e a riprogettare il nostro vivere. Io farei un applauso a Francesco Manunza. Anche io, come Gisella, ho notato questa attenzione molto dettagliata nelle piccole cose nel libro di Elena. Sono schizofrenica e amo la mia follia è un diario che parte dall'inizio di una primavera, qualsiasi, un lunedì 21 marzo, e si conclude sempre in una giornata di primavera con un messaggio di ottimismo, di felicità e di salvezza. Ottimismo, felicità e salvezza sono elementi poco comuni oggi nel nostro presente, del qui ed ora, e anche nel nostro mondo della salute mentale, all'interno dei nostri servizi di salute mentale. La primavera dell'autrice è la fotografia di una giovane donna all'inizio degli anni 90, piena di sogni, piena di ambizioni, piena di aspirazioni, di progetti per il futuro che si sviluppano e che crescono. Quando si trovava in Germania, a Monaco di Baviera, ero all'epoca un insegnante di tedesco, una giovane insegnante di tedesco, e seguiva un corso di perfezionamento per la sua materia. Sposata, laureata in lingue con 110 allora, aveva incarichi di supplenza a scuola per l'insegnamento del tedesco. Quindi nuovamente sogni, ambizioni, aspirazioni e progetti che vengono compromessi come una bolla di sapone.
ma non vengono compromessi dalla follia, al contrario vengono compromessi da una visione distorta della cura, una visione distorta della cura che inizia all'interno di un ospedale psichiatrico tedesco, una visione distorta della cura che toglie elementi di cittadinanza e di diritto a chi come Elena vive l'esperienza della crisi e del ritorno a pensieri invalidanti, a pensieri invadenti, pensieri cattivi, come li definisce Elena. È qui che lo slogan del movimento di liberazione, di emancipazione basagliano, quel guarire si può, diventa una domanda dalla risposta incerta. Si può davvero guarire dalla sofferenza e dal dolore, si chiede Elena nel suo libro Disturbo bipolare e schizoaffettivo, se vogliamo attenerci a quello che dice la diagnosi, ma la malattia lo abbiamo imparato nella nostra pelle, nella pelle dei familiari, delle persone che vivono le esperienze, non è e non può essere solo una diagnosi data dall'ospedale psichiatrico in cui si viene ricoverati. Infatti, tornata a Trieste, città in cui è nata, Elena inizia un lungo e profondo viaggio interiore, durante il quale impara a mettere la propria malattia all'angolo e ad amarla come parte di sé, come identità che supera lo stigma della malattia, identità che ti rende persona protagonista del mondo che stai vivendo, che è il contrario delle non persone che vengono riconosciute come tali solo nella sala d'aspetto di un qualsiasi centro di salute mentale in attesa non di una presa in carico, ma di una terapia depot, senza nessuna ipotesi relazionale, senza nessuna presa in carico a 360 gradi. Ecco, Elena è riuscita a trasformare, come dicono i buddisti, il veleno in medicina, a togliersi il filo spinato della fabbrica delle diagnosi dalla bocca e a trovare, a scoprire le strategie giuste per non lasciarsi sopraffare e ritrovare la felicità. Pregiudizi, contraddizioni, emozioni. Il diario di Elena ci mostra come si vive davvero l'esperienza della cura nella salute mentale, un'esperienza di cura da un punto di vista particolare, di chi ha vissuto sia le cattive pratiche, e noi ne sappiamo qualcosa, e anche le buone pratiche. Anche le buone pratiche nella cura della salute mentale è un'esperienza di cura che è presente sia nelle famiglie e nelle persone che hanno visto la propria follia disintegrare la libertà, sia quella buona, la psichiatria della legge 180, della legge Basaglia, che è riuscita a dare spazio per una vita piena in cui poter pronunciare la parola felicità. E sullo sfondo di questo diario troviamo la Trieste di Franco Basaglia, il genio che ha reso possibile tutto questo, insieme ad altre persone straordinarie del nostro presente, come Peppe Dell'Acqua, che è stato allievo di Franco Basaglia e che diresse a Trieste il Dipartimento di Salute Mentale e che ha curato anche la collana 180 che oggi è edita da Maltemi. E poi Pieraldo Rovatti, il maestro delle conversazioni filosofiche della scuola di Trieste, e poi il gruppo Articolo 32, un gruppo che Elena descrive molto bene come la sua esperienza, un gruppo aperto, un misto, formato da utenti, formato da familiari, formato da operatori, aggiungo la parola illuminati, che si impegna affinché venga tutelata e applicata la legge 180 che ha consentito alle persone con sofferenza di uscire dai manicomi e di potersi curare in libertà per ogni cittadina e per ogni cittadino qualsiasi. Ecco, Elena
è stata coinvolta all'interno di questo gruppo proprio in un lavoro di promozione al supporto alla pari nei centri di salute mentale di Trieste. I sogni sono fatti della carne e del sangue di cui si rivestono per venirci incontro e per raccontarci la loro verità, una verità che di rado è quella più vera, come scrive Francesca De Carolis nella prefazione. Chissà se poi è la stessa Francesca De Carolis che conosciamo, Elena. E ha ragione, perché riporta il sogno dell'incontro con Basaglia, per il quale poi Elena si prepara per apparire bella, e c'è una descrizione fantastica di questa preparazione, perché a noi mati piace essere curati, piace essere belli, apparire piacenti per noi stessi e per gli altri, e questa descrizione in qualche modo ribalta quel senso comune che è diventato realtà nelle nostre comunità psichiatriche, in tutti i luoghi della salute mentale, per cui chi vive un'esperienza di sofferenza deve essere descritto, fotografato, vissuto come una persona malvestita, poco curata e sporca. Ed Elena invece ci racconta un altro punto di vista, un'altra visione, ci mostra il suo punto più alto nel dare valore alle piccole cose e alle relazioni con le persone, le relazioni che hanno un valore carico di importanza, come se rappresentassero un castello inespugnabile su cui nascondersi, su cui affidarsi al sicuro durante una tempesta, perché non è una cosa scontata. Per le persone che vivono un'esperienza di salute mentale non c'è un manuale che spiega come comportarsi quando stai male, perché sei tu quel manuale. E il manuale di Elena è fatto di memorie, è fatto di relazioni con i propri familiari, con gli amici, e sono proprio la memoria e le relazioni che danno a Elena la possibilità di riprendere il cammino dopo una caduta e di recuperare le forze e poi ritrovarsi. L'importanza di sentirsi accettata e amata nei contesti di vita rappresenta un elemento centrale nella vita di Elena, come se essere accolta dagli operatori dei servizi di salute mentale a Trieste, con le porte sempre aperte, fosse comunque un punto centrale all'interno della sua esperienza di vita. Concludo con una citazione del libro. Cos'è poi la follia? È un'identità, credo, più che una malattia, ma deve essere curata perché porta pensieri e immagini cattive che d'improvviso ti mettono in agitazione, perché si accavallano sapientemente e d'improvviso non capisci più niente di ciò che ti sta succedendo. Di fronte a te, sebbene tu abbia tuo marito, tuo figlio, ci sono loro, i pensieri cattivi che ti fanno credere che da un momento all'altro ci sarà per te, unicamente per te, una catastrofe totale. Ti ritrovi come se avessi paura di tutto, hai voglia di scappare, ma per fortuna so che la strada migliore è il servizio di diagnosi e di cura, e grazie al Signore Dio ci siete tutti voi a Trieste, ci sono ancora i centri di salute mentale. Bene, sperando che questa visione, questa citazione possa essere declinata anche a Cagliari e in tutti i CSM della Sardegna. Grazie. Grazie a tutti i presenti che il giorno prima della liberazione sono qui in questo spazio un po' caldo, però insomma, siamo in tanti e quindi grazie a tutti. Grazie a Elena e a Vittorio, che anche loro sono venuti in Sardegna per parlarci di cose per noi molto importanti, quindi grazie di cuore. Grazie a Gisella, che è infaticabile, continua a organizzare troppe cose rispetto a quelle che siamo in grado di seguire, quindi perdonate un po' a volte le cose che escono come possono uscire. Allora, innanzitutto mi devo complimentare con Elena, perché quando uno si espone così totalmente rispetto alla sua storia di sofferenza e di rapporto con la psichiatria e con i servizi psichiatrici
psichiatrici, belli o brutti che siano, ci vuole sempre coraggio e comporta un po' di rischio, e quindi grazie, perché se ce l'avessimo tutti questo coraggio sarebbe preferibile, e invece non siamo in tanti ad avere questo coraggio. Sono state già dette tante belle cose, quindi io non entro proprio nei termini dell'importanza, della bellezza del libro, che ho letto con grande piacere. Piuttosto mi voglio soffermare su qualche dubbio che mi è venuto sul titolo. Io penso che sia stato un titolo dettato da esigenze di marketing della casa editrice, perché probabilmente, credo, è un dubbio che mi è venuto, poi mi correggerai. Allora, perché penso che da tutto quello che ho capito leggendo il tuo libro, tu non ti definisci solo schizofrenica, sei una persona che ha avuto delle esperienze, delle crisi, dei disturbi, ma sono schizofrenica, in bocca tua non ce lo vedo proprio bene. Poi amo la mia follia, anche su questo ho dei dubbi, perché ci sono delle frasi ripetute dove tu odi il fatto che aver avuto l'esperienza di disturbo ti ha impedito di avere i successi professionali che tanto desideravi. Quindi amo la follia, i conti non mi tornano molto. E poi faccio un po' lo psichiatra, perché nel libro c'è scritto che durante il primo ricovero o improvviso, anche lì sarebbe da discutere quanto improvviso, perché ogni storia di malattia è una storia di una vita e quindi infinitamente diversa, non ci sono regole fisse per tutti. Comunque, lì la diagnosi che fecero è di schizofrenia. Poi tu riporti più volte che la tua diagnosi è disturbo schizoaffettivo o disturbo bipolare. Allora, soffermiamoci un attimino su diagnosi di schizofrenia, disturbo schizoaffettivo o bipolare. Allora, se centriamo, capiamo tutto il non senso e la non scientificità delle diagnosi in psichiatria. Perché dire che il disturbo schizoaffettivo o bipolare, cosa vuol dire? Che è la stessa cosa oppure sono due cose diverse? Per cui, insomma, ci sarebbe tanto da dire, come queste diagnosi psichiatriche, e Basaglia e tutti gli altri l'hanno dimostrato in un modo più che abbondante, come è privo di scientificità. Cioè, la psichiatria che fa perno sulla sua scientificità nell'etichettare le persone con le diagnosi, di scientifico non ha nulla. E quindi questa è una cosa importante. E poi sempre Basaglia, ma non solo, dice che una diagnosi oggettiva ha un effetto oggettivizzante, mentre parlare di crisi è molto più facile, perché parla di un'esperienza, di un vissuto, di un'esperienza esistenziale. Quindi sarebbe bene che noi psichiatri, la psichiatria, si abituasse a parlare di crisi, di vissuti e di esperienze, piuttosto che etichettare con diagnosi che poi sono un macigno che opprime la persona per tutta la vita. E infatti Elena ha fatto esperienza negativa di come queste etichette messe così facilmente e senza rendersi conto del peso e delle conseguenze che comportano, quando ha vinto un concorso per insegnare, però aveva la invalidità civile per un disturbo psichiatrico e quindi non è stata accettata. E quindi questo dovrebbe dire alla psichiatria, a noi psichiatri, che quando facciamo le diagnosi dovremmo pensarci non una, ma più di 1000 volte, e invece purtroppo non sempre succede. Quindi, fatto questo piccolo excursus sulle diagnosi, sulla psichiatria, ci tenevo a dire alcune cose. Allora, non è una critica, è una cosa che faccio in generale, no? Allora, io l'ho fatto in passato, però adesso evito di farlo. Santificare Basaglia, santificare i servizi triestini, santificare la 180, forse è stato importante e in cuor nostro forse ancora qualcosa c'è, però oggi continuare a farlo è inefficace, non serve, cioè siamo fuori contesto. Per cui credo che sarebbe molto, molto più efficace se in tutte le realtà facessimo la fatica di andare a capire come o in piccoli servizi o in singoli operatori o piccoli gruppi di operatori, inconsapevolmente spesso si sono assimilati e si adottano, producendo buone pratiche, quello che è la radice
della rivoluzione basaliana cosiddetta, e cioè prima di tutto l'umanizzazione. Cioè non c'è cura, non c'è niente che abbia valore se non c'è umanità. Per cui tutto quello che priva a noi esseri umani di umanità, quindi di ascolto, di accoglienza, di vicinanza, di reciprocità, tutto questo non va bene. E quindi nella sanità in generale e in psichiatria in particolare, quanta disumanità c'è. Quindi questo è un primo aspetto, perché Basaglia dice: non abbiamo fatto niente di eccezionale noi. Siamo entrati in un manicomio dove le persone che dovevano essere curate venivano distrutte, assoggettate completamente a chi le doveva curare, e questo non aveva senso. Quindi la prima radice è l'umanizzazione. La seconda radice fondamentale, un po' più difficile da cogliere, è che tutta la rivoluzione basaliana probabilmente si basa sull'approccio filosofico-fenomenologico che ha fatto sì di smontare la scientificità della psichiatria e di impostare un percorso verso una nuova scienza, sia nella sanità sia nella psichiatria, che si facesse portatrice di quelle scoperte, conoscenze filosofiche, fenomenologiche, epistemologiche, direi, nel senso di dare valore scientifico vero alle cose, che per fortuna un po' noi italiani, anche se la 180 non l'abbiamo applicata, anche se non l'abbiamo capita, però diciamo che un po' in tutti i territori esistono o servizi o singoli operatori che si comportano secondo quei principi, magari senza conoscerli neanche. Per cui, secondo me, in questa fase sarebbe importantissimo impegnarsi e dedicarsi a recuperare quell'aspetto di base epistemologico, filosofico, che rimette in discussione tutta la scientificità di cui la psichiatria si vanta, ma che in realtà non ha. E poi, tornando invece al libro di Elena, perché siamo qui per questo, un'altra cosa, un'altra osservazione che mi viene da fare è questa. Nel libro ho colto come non trovi pace per il fatto che la tua carriera professionale è stata bloccata da questo tuo disturbo. Io non so se ci hai lavorato abbastanza, se ci stai lavorando, però secondo me fin tanto che ti resta la rabbia, il risentimento, per cui questa crisi ti ha privato di una cosa per te così importante, e trovare pace, serenità sarà più difficile. Quindi questo mi faceva piacere comunicarlo. Non ho molte altre cose da dire, se non ricordare che domani festeggiamo l'80° anniversario della liberazione, che qualcuno si dimentica che è liberazione dal nazifascismo, da un regime dittatoriale, violento, e quindi per la libertà, che è terapeutica e non solo terapeutica, è vitale la libertà, tanti hanno dato la vita per quello. A proposito dell'aspetto filosofico fenomenologico, segnalo che fra meno di un mese, il 16 maggio, a Monserrato, sempre all'interno del Festival di Primavera della Letteratura per la Salute Mentale, presentiamo questo bellissimo libro di Loredana Di Adamo, che è psicologa e filosofa, e ha scritto questo bellissimo libro intitolato Della cura, studi fenomenologici e salute mentale, un altro libro che merita di essere discusso, conosciuto e condiviso. Rubo ancora un minuto per dire che, visto che domani c'è la liberazione e vorremmo tutti liberarci, io e altri facciamo parte di un gruppo che sta raccogliendo firme per liberare il voto nelle elezioni elettorali. Liberiamo il voto, perché con la legge elettorale che c'è il voto non è libero. Non sto qui a parlare della legge elettorale, però ho portato i moduli, per cui se quando finiamo qualcuno ha piacere di firmare, dare il suo contributo, me lo dice e la faccio firmare. Grazie a tutti e continuiamo a parlare di vita. Grazie Sandro.
Adesso diamo la parola a Elena che parte magari raccontandoci come nasce questo bel progetto. Allora, scusatemi che qua... Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie per aver organizzato questo splendido evento in questo bellissimo spazio accogliente, tutto colorato, con queste bellissime foto di Francesco che ho già avuto modo di ammirare. 2 mi hanno colpito tantissimo, sono bellissime, complimenti a Francesco. Veramente sono molto emozionata perché ho ascoltato tantissimo tutti i vostri preziosissimi, per me preziosissimi contributi e ringrazio voi per questa splendida accoglienza, per queste bellissime parole, non so davvero da dove iniziare. Direi che questo libro è un po' il frutto di ciò che è stato il mio percorso sicuramente nell'ambito della salute mentale di Trieste, però sicuramente il risultato di un'accoglienza non solo dei servizi di salute mentale di Trieste, ma di tutta la comunità che mi è stata vicina proprio a livello di città, Trieste. Io dico spesso, forse a questi eventi a cui vengo invitata, dove presento il mio libro, che sono stata fortunata di impazzire a Trieste, ovvero ad essere accompagnata poi da mio marito. Allora io sono impazzita in realtà a Monaco di Baviera, però dopo sono venuta a Trieste grazie a mio marito che è venuto a prendermi su, è stato un po' il mio angelo custode. Davvero, perché all'epoca non esistevano i telefonini cellulari, quindi io ho avuto 1000 problemi a contattare mio marito, però insomma ce l'ho fatta e quindi ho iniziato poi un percorso non proprio subito ai centri di salute mentale di Trieste, però insomma abbastanza grazie ai quali nella quale io sono sprofondata, perché io mi sentivo malattia, io mi sentivo pazzia, ecco perché sono schizofrenica, perché io mi sentivo una schizofrenica. Io quando vidi la diagnosi sul computer del mio medico di base, che era la schizofrenia, io ho preso paura di questa diagnosi. Io ero totalmente immersa per lunghissimi anni in questa sensazione di totalizzazione della malattia, cioè proprio io ero malattia, io mi sentivo schizofrenia e purtroppo è stato così. Ecco perché anche il titolo Io sono schizofrenica, sì, vabbè, lo sarò, la diagnosi sicuramente ha la sua importanza, io non dico di no, però ovviamente non siamo, bisogna metterla tra parentesi, come ci ha insegnato l'approccio fenomenologico al disturbo mentale, no? Mettere tra parentesi la diagnosi, mettere tra parentesi la malattia e ascoltare la persona per quello che è, con tutte le sue emozioni, con tutti i suoi sentimenti, la sua sensibilità, le esuberanze, insomma, ascoltare, accogliere pienamente la persona che vive il suo disturbo. Rassicurarla anche, perché per me è stata importante la rassicurazione da parte delle persone che mi sono state vicine, da parte degli operatori della salute mentale, la rassicurazione, esserci. Loro ci sono stati nella relazione a me, si sono relazionati a me, sono stati presenti, sono stati vicini, anche dandomi ogni tanto degli stimoli. Ricordo con tanta amorevolezza proprio l'invito della TERP, della tecnica di riabilitazione psichiatrica, che mi faceva, invitandomi appunto alle conversazioni filosofiche di Pieraldo Rovatti e Peppe Dell'Acqua, 2 illustri personaggi, protagonisti della cultura della salute mentale e cultura filosofica italiana. Pieraldo Rovatti, sappiamo, l'ideatore del pensiero debole assieme a Gianni Vattimo, no? E mi invitavano a partecipare alle conversazioni filosofiche, dove io
andai perché mi sentivo valorizzata come persona, sia da Pieraldo Rovatti, questo illustre filosofo, che da Pepe Dell'Acqua, illustre psichiatra. Loro erano in grado di togliersi il proprio ruolo di eminente personaggio protagonista e mettersi alla pari, cioè parlare con Peppe, parlare con Pieraldo era, e lo è tuttora, come essere stata una sorella minore, come essere stata un'amica cara, una vecchia cara amica. E questo è anche importante nell'approccio terapeutico. Quando io, persona che vive il disturbo psichico, non sento questo ruolo gerarchico superiore a quella che sono io. Quando lo psichiatra si pone alla pari, io credo che per uno psichiatra non sia un'impresa facile, però è importante perché solo in questo modo è possibile che noi persone che viviamo il disturbo ci apriamo e facciamo trasparire la nostra, abbiamo la possibilità di ricostruire la nostra soggettività, che purtroppo il disagio psichico qualche volta ce la toglie via, ce la annulla. Io dico sempre che sono stata decenni per decenni ero muta, non parlavo, avevo cucita la bocca con del filo spinato. Purtroppo è stato anche a causa del disagio psichico, credo, perché ho vissuto anche un autostigma molto grande. Io mi sono vergognata, ho avuto sensi di colpa di aver avuto questa patologia, e anche mi sentivo come se fossi stata pericolosa, perché influenzata da tutto questo discorso della pericolosità sociale che si fa in certi ambienti, in certe società, nella nostra società anche, no? E quindi tanto più importante che noi tutti, cittadine, cittadini, utenti, persone che utilizziamo i servizi, ci impegniamo proprio per promuovere questo messaggio della necessità proprio della dignità delle persone che vivono l'esperienza. Importante che passi il messaggio che noi persone che viviamo l'esperienza del disturbo psichico abbiamo una dignità come tutte le altre persone e non siamo pericolosi. Non siamo pericolosi, forse lo sono più certi psichiatri, perché sappiamo bene cosa sta succedendo in certi posti. Ecco, quindi è importante, io credo, impegnarci tutti assieme per veramente anche stimolare una mobilitazione sociale affinché venga considerata la legge 180 e venga anche applicata dappertutto come deve essere applicata. Sì, cosa posso dire? Chiedetemi pure se avete qualche domanda, curiosità, perché adesso mi viene in mente questo. Poi un'altra cosa, io in qualche modo è passato del tempo da quando ho iniziato a scrivere questo libro, quindi io credo che ogni persona, ognuno di noi sia in un processo di evoluzione continua. Niente è statico, niente per sempre, tutto cambia. Per cui anch'io sono cambiata nella mia relazione con questo mio trauma che ho vissuto a non essermi realizzata come insegnante a causa della malattia. Sono cambiata nel senso che ho accettato con pace, ho fatto pace con questa cosa e sono contenta di questo. Sono contenta perché io comunque ho un tirocinio formativo presso il Centro Italiano Femminile di Trieste, che è un'associazione di impronta cristiana a Trieste, un'associazione di donne, dove lavoro grazie a questo tirocinio formativo dell'azienda sanitaria e universitaria del Giuliano Esontina, come organizzatrice di iniziative culturali, di eventi culturali,
invito autrici e autori di libri a presentare i loro libri, organizzo conferenze, cose così, collaboro con le scuole per promuovere la cultura letteraria, in particolare quella della comunità slovena in Italia, che è ancora poco conosciuta a Trieste, sebbene sia vicino, insomma, il confine con la Slovenia, però per motivi storici, eccetera, del Novecento, tragici, eventi tragici del Novecento, purtroppo non è stata tanto considerata la cultura slovena, per cui creo un po' questo diciamo, questo clima del fare ponte, no? Tra una comunità e l'altra, quindi diciamo che sono molto contenta di questo, sì. Io credo anche nella filosofia delle piccole cose, come lo descrivo nel mio libro. Credo che ognuno di noi debba avere la forza e la voglia di godere delle piccole cose della vita, che sono delle grandi cose. Anche bere semplicemente un bicchiere d'acqua quando si ha sete o anche quando non si ha sete, tenerlo in bocca, e la piacevolezza del contatto con l'acqua non è una cosa da poco. Siamo fortunati ad avere l'acqua, e credo dobbiamo essere contenti di questo e magari, insomma, impegnarci anche affinché tutti possano avere dell'acqua da bere, e potersi fare la doccia, poter avere una casa, insomma, cose così. Chiedetemi pure, sì. Aspetta, ti passo il microfono. Sì, No, sì, perché parlo, qui non si stiamo sente. facendo la diretta. Non lo so se ti passerò il microfono. Bisogna scegliere qualche nodo. Sì, forse va sciolto un po'. Ah, sì. È una curiosità che ho, perché un familiare come te. Come ti senti quando quando sei stata in crisi, e che rapporto, come vivi i periodi di crisi con gli altri? Allora, normalmente compaiono d'improvviso nella mia mente tanti pensieri assillanti, però può capitare anche che magari d'improvviso io mi trovi in una situazione in cui non so cosa fare, cioè se fare una cosa o l'altra, e vengo torturata da questo dubbio. Per cui sento l'urgenza di chiamare il mio centro di salute mentale, perché una parte di me, che è una parte forse, chiamiamola così, di ragione, se vogliamo dire follia e ragione, no? Una parte di me riesce ad avere ancora la prontezza di chiamare il centro di salute mentale, che da noi a Trieste è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche il giorno di Natale, le festività, il giorno di Pasqua, sempre. E infatti racconto anche nel mio libro, no? Mi è capitato parecchie volte, anche a Natale per esempio, di essere dovuta correre al centro di salute mentale, perché avevo anche questa crisi che si manifesta proprio in una difficoltà a gestire poi i movimenti della tua mente, dei tuoi pensieri e del tuo corpo, e quindi vieni presa da una voglia di fuggire, di scappare, quindi diventi anche un po', come dire, poi metti in pericolo te stessa, puoi mettere in pericolo te stessa, ma anche gli altri, nel senso che mi è capitato per esempio nel centro città, dovevo andare a restituire un libro in biblioteca, e invece di improvviso mi è preso questo dubbio, se andare al supermercato a prendere il pomodoro per fare l'insalata, oppure
invece andare in biblioteca, e sentivo in me un crescendo di agitazione. Cosa per cui ho deciso, poi mi è rimasto questo filino, questo filo di ragione che ho chiamato il centro, e ho ricevuto un saluto da parte dell'operatrice, signora Elena, ci dica, io ho detto guardi, sto male, non so cosa mi stia succedendo, non sapevo neanche esprimermi, no? Perché nel momento di crisi chiami aiuto, però non sai come descrivere questa cosa che ti sta succedendo. E quindi la signora, l'operatrice del centro di salute mentale Maddalena di Trieste mi ha detto: Elena, prenda un taxi, venga qua e l'aspettiamo. E già questo mi ha fatto star meglio. E quindi io ho fatto così e sono andata lì, poi ovviamente già entrando mi sono tranquillizzata, perché ho sentito che vicinanza, ho sentito che gli operatori mi erano vicini, ho sentito che poi mi hanno detto: signora Elena, guardi, adesso abbia pazienza un po', aspetti un po', sicuramente troviamo la persona che le ascolta. E infatti poi appunto mi ha ascoltato uno psichiatra che tra l'altro mi ha accolto molto bene, Pietro Zolli, e poi ovviamente ha visto che sono un po' accelerata, ha fatto una sua valutazione, mi ha dato alcune gocce di farmaco, e tutto si è risolto lì, cioè nel senso che dopo sono tornata a casa. Ecco perché le porte aperte sono importantissime, ecco perché si va, però si esce, si torna a casa, si sta con la propria famiglia, con mio marito che stava ad aspettarmi, e tutto si è risolto lì. Ero molto più contenta dopo e felice di aver superato anche questo, di aver superato questa difficoltà e raggiunto un nuovo traguardo, insomma. Sì, penso che può essere assolutamente utile se facciamo delle domande o anche delle considerazioni. Ecco, magari possiamo anche noi raccontare delle cose. Prego, avvicinati. Ti vuoi avvicinare? Grazie. Io vorrei iniziare con una confessione. Quando ho visto nella pagina Facebook di Roberto La Locandina, ho avuto quasi un moto di rabbia e di fastidio. E ho detto: ma questo titolo è frivolo. Come si può dire io sono schizofrenica e amo la follia? Cioè, è offensivo, quasi ho pensato, perché realmente vive la sofferenza. E di conseguenza la domanda che voglio fare è questa: qual è il meccanismo che porta da vivere una sofferenza muta, lei ha detto che non parlava, affona, innominata forse perché innominabile, cioè il momento nel quale dall'autostigma scatta il meccanismo che poi porta a poter dire amo la mia follia. Qual è questo meccanismo? Cioè, che cos'è che può portare a questo, che è una palingenesi quasi impensabile? Io non riesco a pensarla. Qual è il meccanismo? Faccio questa domanda anche perché mi chiedo: ma come si può aiutare realmente una persona che vive la sofferenza a considerare anche questa possibilità? Grazie. No. Sì, non lo so, io posso dire la mia esperienza, cioè che allora, vabbè, io mi sentivo totalizzata da questa sensazione di malattia, cioè io ero chiusa in casa per tantissimi anni, non avevo rapporti sociali, ma neanche uno, avevo perso tutti gli amici, perché ovviamente nessuno ha il piacere di chiamarti al telefono e magari sentirti che ti lamenti e che i problemi degli altri, chi ha voglia di ascoltarli, no? Ma insomma, fatto sta che io ero sola, isolata dal mondo. Però comunque c'erano come punto di riferimento il centro di salute mentale di riferimento, che all'epoca era Domio. E ogni tanto io facevo i regolari colloqui con
con lo psicoterapeuta, con la psicologa, con gli operatori, e loro comunque mi davano sempre mi facevano capire che io ero una persona importante, una persona che comunque ha fatto la sua esperienza culturale, ha una formazione. Cioè, io andavo dal mio psichiatra e mi faceva capire sempre: Elena, ma lei è una persona... Io andavo lì, mi lamentavo, non so cosa gli dicessi, però comunque stavo male, gli facevo capire in tutti i modi che non avevo autostima di me, non avevo nessuna autostima, e comunque c'era sempre da parte loro, da parte dello psichiatra, ma anche degli altri operatori, la volontà la volontà di farmi capire: guardi Elena, lei è una persona colta, lei è una persona che ha tante risorse. Questo mi entrava dentro, cioè mi penetrava questa... Lei Elena è una persona piena di risorse. Insomma, a un certo punto io poi, appunto, in questo evolversi della mia persona, perché è stato in realtà un processo attraverso il quale io ho capito, sì, ho detto sì, cioè, ho pensato, ok, ho questa diagnosi, però cioè, io amo me stessa, amo anche la mia diagnosi, perché comunque mi ha permesso di esplorare un mondo che magari uno che non ha la diagnosi come la mia non l'ha mai conosciuto, questo mondo. Quindi io accetto questo e sono contenta di essere così, perché comunque mi piace così, amo me stessa per quella che sono, compresa anche, insomma, questa diagnosi. E comunque, insomma, è andata un po' così, però è stato un processo di lavoro, un lavoro molto lungo, un lavoro che ho avuto occasione di fare grazie a tutti coloro che hanno creduto in me, operatori dei centri, ma anche comunque altre persone, amici, conoscenti che comunque sono venuti dopo, molto dopo, negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 8-9 anni, collaboratori, persone che hanno collaborato, che collaborano con me, operatori culturali, presidenti di associazioni, giornalisti, che hanno creduto in me e comunque che mi hanno sostenuto in questo mio percorso. Non so, forse non ho risposto, però no, non so, mi è venuta da raccontare questa mia esperienza. Non so. Io non giudico la risposta, ci mancherebbe altro. Sì, esposta la sua esperienza, anche questa è la risposta. Poi quello che penso io può anche contare niente in questo contesto. No, invece la ringrazio, è importante la parola di chiunque, insomma. Io ho sentito di fare una domanda, poi se la sua risposta è personale, non può Sì, certo. Grazie. Posso dire una cosa? Sì, vieni, Patrizia. Io credo una cosa. Ma forse sai perché non so se serve. Sì, io... Si sente? Aspetta, Patrizia. Volevo dire una cosa, intanto la signora Elena è una persona dolcissima, veramente. Credo che se non avesse amato questa sua, diciamo, malattia, probabilmente non sarebbe arrivata dove è oggi, perché comunque questo è alla fine. Lei non sarebbe arrivata dove è oggi perché in fondo forse un po' di autostima, ma proprio perché ha accettato la sua malattia, è arrivata, comunque ha completato il suo percorso, continua a fare delle esperienze, si confronta con tutti, è importantissimo relazionarsi, credo che non sia facile oggi essere qui a parlare davanti a tutti, eppure lei ha fatto anche questo, ha pubblicato un libro, si confronta di continuo, quindi probabilmente lei ha accettato fin dall'inizio la sua malattia, perché altrimenti non sarebbe comunque riuscita, nonostante le difficoltà, ha avuto il coraggio di chiedere aiuto. Io volevo chiederle una cosa, quando si è resa conto di avere un disagio, perché è una forma di disagio che comunque, per quanto abbia chiesto aiuto, sicuramente era anche molto giovane, poi è andata avanti, quando si è resa conto che da sola non poteva farcela, che aveva bisogno del supporto degli operatori, perché non credo sia stata la sua prima crisi, quella che ha avuto praticamente quando era in Germania, credo che forse magari qualche avvisaria l'avrà avuta prima, oppure la sua malattia si è scatenata così all'improvviso. Questo volevo sapere, grazie.
Ma la mia malattia si è scatenata, ha deciso proprio di farmi un dispetto terribile, cioè, di mettermi in crisi, si è scatenata di brutto proprio a Monaco di Baviera, dove io sono andata giovanissima, 29 anni, avevo voglia di approfondire i miei studi di ricerca della letteratura tedesco-sovietica, di farmi un bel corso per insegnanti di tedesco, perfezionamento, quella volta già insegnavo, e quindi si è presentata questa follia, cioè io sono impazzita. E dirvi cosa significa? Significa che di improvviso tu perdi la connessione con te stessa, tu non sai chi tu sia, di improvviso tu ti trovi in un posto che vedi ostilità dappertutto, ti è ostile tutto quanto, ti sono ostili tutti, perdi il senso di identità, cioè tu non sai più chi tu sia, cosa tu faccia lì, non sai da dove vieni, non sai chi sei, non sai se sei, cioè è terribile, terribile. Poi magari un lume di ragione ti rimane, perché io in realtà a Monaco di Baviera lì poi ho avuto questa polacca, la collega polacca, una insegnante, che le ho chiesto di accompagnarmi a casa, quindi qualcosa mi è rimasto di ragione, un po' di ragione mi è rimasto, però ero totalmente in preda a deliri, persecuzioni, pensavo mi portassero chissà dove, mi venissero in camion a trasportare nei lager, cioè terribile, terribile. E poi appunto, vabbè, racconto un po' nel mio libro, potrei stare ore a raccontarvi qua come è successo, poi è venuto mio marito, insomma, terribile perché non c'erano cellulari, quindi ho dovuto, insomma, in qualche modo è venuto su, eravamo già sposati, il viaggio di ritorno è stato atroce, perché io ero in piena crisi proprio terribile. E infatti io lo dico anche, non so se adesso non mi ricordo, perché ho un po' di problemi di memoria, però non so se racconto quando commetto, cioè mi voglio quasi buttarmi fuori dall'auto, ecco dove sì, racconto, no? Quindi anche questo tentativo non era un tentativo di suicidio, però era un'impellenza di uscire da quest'auto, di scappare, e quindi stavo male. Vengo a Trieste, pian pianino, insomma, vengo accolta in in un'emergenza psichiatrica, che non erano proprio i centri di salute mentale, però poi a un certo punto le cose, insomma, non miglioravano tanto, e a mio marito è stato proposto di essere seguita dai centri di salute mentale, e l'abbiamo fatto. E quindi nel momento in cui ho deciso di essere seguita da un centro di salute mentale, ha iniziato il mio percorso di cura, diciamo così, ecco. Percorso di cura dove ho trovato sempre disponibilità, insomma, a vedere la mia persona, a valorizzare la mia persona, anche se è stato un lungo processo, perché io non ero consapevole che io avessi un valore, io mi sentivo una malata, mi sentivo proprio una schizofrenica, cioè è tutto qua, è così. Però in questo lungo processo che è continuato, insomma, mi sono emancipata da questa situazione di totalizzazione di questa diagnosi, no? Ecco perché anche quanto è importante mettere tra parentesi le diagnosi, no? Perché comunque ad ogni colloquio, ad ogni incontro con gli operatori, sempre mi veniva ripetuto: ma lei, signora Elena, è una persona piena di risorse, faccia questo, guardi, c'è il gruppo articolo 32, si incontra il gruppo articolo 32, ha piacere di partecipare,
E io ovviamente era uno stimolo che me lo portavo dietro, a un certo punto decisi di dire di sì. Magari non è sempre il momento in cui sei pronto a dire di sì, in cui sei pronto ad accogliere un invito da parte dell'operatore, no? Però insomma io sono stata parecchio stimolata insomma a partecipare a gruppi donna, uscire, fare una gita assieme alle persone che utilizzavano i servizi, quindi partecipare ad un laboratorio di mosaico messicano, per esempio, non so, c'erano parecchie iniziative e ci sono tuttora, però adesso, siccome io ho altri impegni più di lavoro, organizzazione eventi, così, non è che seguo tanto adesso gli eventi del centro di salute mentale, anche perché ci sono state delle fasi in cui io avevo bisogno veramente di seguire gli eventi proposti dai centri di salute mentale e dai servizi in generale. Mi ancoravo, proprio mi davano sicurezza, mi sentivo bene lì. Però poi a un certo punto del mio processo di guarigione, diciamo così, io in realtà mi sento guarita, anche perché per me guarigione non è assenza di malattia, e per me guarigione significa stare bene, vivere una vita completa nonostante tutte le magagne che uno può avere, no? Quindi fare una vita a 360 gradi completa. Una vita sociale, una vita coniugale, cioè essere madri, essere mogli, essere compagne, essere amici, amiche, insomma, e vivere momenti di socialità, andare al cinema, andare a teatro, andare al mare, farsi una camminata nel bosco. Ecco, io cerco di fare questo e quindi mi sento come se fossi una persona che ha un disagio, ecco, mi sento molto bene, insomma. Vabbè. Sì, prego. Una curiosità solo. Lo dica al microfono, Sì, per sì. favore. È solo una cosa. Considerando il parametro temporale, no? Una curiosità mia, quanto tempo appunto ha dedicato alla stesura di questo libro, o se è stata una cosa progressiva o ci sono stati dei ripensamenti, insomma anche in termini temporali cosa ha significato? Grazie. Grazie a tutti voi per tutte queste belle domande. In termini temporali non l'ho scritto tanto a lungo, cioè mi sono dedicata durante il lockdown, credo, sì, forse 3 mesi, ecco, però è nato come una necessità proprio di mettere su carta ciò che avevo dentro nel mio mondo interiore, questi pensieri che mi venivano. Metterli su carta, mi mettevo al computer e scrivevo, proprio un bisogno quasi, sì, di scrittura. Sì, mi ha fatto molto bene scrivere e mi fa tuttora molto bene scrivere. Sto continuando a scrivere per stare bene e comunque per condividere con chi ha voglia e piacere di leggere queste mie cose. Grazie. Possiamo? C'è una domanda anche? Sì, avvicinati. Allora, intanto io le volevo fare i miei complimenti perché lei è un esempio. Quando io ho visto la locandina e ho letto il titolo del libro, a me il titolo è piaciuto moltissimo, moltissimo, proprio mi ha fatto sorridere. E mi è piaciuto moltissimo questo Amo la mia follia, perché anch'io penso di essere una persona un po' folle, per tutta una serie di motivi, e anche perché ho vissuto dei periodi della mia vita dove pensavo di essere matta, e ho sofferto anche tanto, perché per tanto tempo poi rispetto a certi problemi che ho avuto, il più grave era quello che
e la notte scappavo da casa mia perché ero convinta che ci fosse qualcuno che mi dovesse ammazzare. E l'ho esplorato 4 anni. Adesso questo problema l'ho risolto tramite un percorso psicologico dove adesso io rientro a casa alle 4 del mattino e sono la donna più felice del mondo e non ho più questa paura. Però voglio dire che ci vuole molto coraggio, molto coraggio, a raccontare certe cose di sé, a raccontare certi limiti, certe paure che tutti hanno avuto, chi più, chi meno, che sono molto vicini alla follia e che potrebbero essere follia. E quindi io la ringrazio perché lei è una donna molto coraggiosa, è una donna che sicuramente ha una grandissima creatività, perché la creatività appartiene ai folli, perché per essere creativi bisogna essere un po' folli. Io questa mia follia, forse non diagnosticata, penso di essere un po' folle, però l'ho portata nella creatività dell'essere un'attrice nell'arte della recitazione. E quindi niente, volevo semplicemente dirle che a me piace moltissimo il suo titolo perché crea dolore a volte sentirsi dire sei matta. A me è stato ripetuto per tanto tempo nella mia vita: sei matta, sei folle, sei matta. Poi ovviamente questo mi faceva soffrire perché mia mamma è schizofrenica e ho un padre credo bipolare non diagnosticato, anche forse anche schizofrenico non diagnosticato, e quindi ovviamente tutto questo a me faceva soffrire perché ho sempre pensato che anch'io sarei diventata così come loro. E quindi credo che ci sia bisogno sempre, scusate sono molto emozionata, di testimonianze e di scambio, di essere ascoltati, perché molto spesso quando si sta male, quando si è depressi, quando si ha ansia, quando si sta male psicologicamente siamo soli, poi parliamo lo psicologo, ci ascolta, ma nella comunità siamo veramente soli. Quindi grazie, davvero, grazie. No, allora, mi sono piaciute molto delle considerazioni che hai fatto. Posso darti del tu? Sì. Che hai fatto riguardo al sollevamento di un peso anche dopo un raggiungimento di un obiettivo che per una persona può sembrare, per riprendere il termine che è stato usato, un'azione meccanica, una cosa semplice, che però in realtà per te hanno rappresentato delle cose importanti. Ecco, probabilmente avrei avuto modo di panare l'argomento nel libro, non lo so, però volevo chiederti se avessi voglia di parlare un po' più approfonditamente della tua riscoperta felicità e se per te, dopo questa esperienza, è cambiato il significato di questa parola. Grazie. Allora, ma io diciamo che questo sentire, percepire la mia felicità era sepolto da questo disagio psichico che avevo e per decenni mi ha accompagnato, tanto che io mi ricordo però che nonostante avessi avuto grossissimi problemi a socializzare, quindi vivevo più o meno chiusa in casa, facendo la spesa, piccola spesa di mattina, non mi piaceva neanche fare, cioè con tanta frustrazione, stavo male, però giacevo sul divano anche 12 ore al giorno a far niente, perché non avevo la forza, non è che non avevo la volontà, non avevo la forza, stavo malissimo. Però osservavo i miei libri in libreria, quindi nel momento in cui li osservavo non avevo neanche la forza di prenderne uno, di sfogliarlo, di vederlo, di magari leggerne 2 righe,
però so che c'erano, e quello in qualche modo, in qualche recondita luogo del mio interiore, del mio mondo interiore, c'era questa piccola felicità, però era, come dirti, offuscata da tutto questo disagio psichico. E, per riacquisirla, per riacquistare questi momenti di felicità, perché comunque sono dei momenti, no? Perché comunque poi ci sono le preoccupazioni, ci sono le ansie, ci sono le sensazioni di inadeguatezza, che comunque ci convivo quotidianamente anche con queste, no? Però per riacquistare la capacità di essere felice è stato fatto un percorso, anche grazie ai servizi di salute mentale che mi hanno incoraggiato a prendere consapevolezza di quelli che sono le mie risorse, di quelli che sono i miei talenti, di quelli che sono le mie competenze, le mie capacità, le mie voglie, dove ho voglia di mettermi in gioco, no? E quindi grazie ai servizi, ma grazie anche alle persone che quotidianamente lavorano con me, si confrontano con me e mi danno un feedback molto positivo rispetto a quello che io faccio, rispetto alle cose che propongo, no? E quindi questa felicità, questi momenti, insomma, diciamo così, non è una felicità che, insomma, sono momenti di felicità che si ripetono e si rafforzano proprio nel momento in cui vengono alimentati dall'altro, perché io sono convinta che soli non si riesce ad essere felici, solo nel momento in cui hai un feedback dall'altro che ti sprona, che ti è amico, che collabora con te, oppure che ti è un familiare, ma anche un amico, un cugino, indifferente, che si rapporta in qualche modo con te, no? E quindi che ti valorizza come persona. Cioè nel momento in cui io mi sono sentita valorizzata dall'altro, sia questo mio psichiatra, sia il mio amico, sia mio marito, eccetera, allora sì che posso dire che sono felice e riesco ad alimentare. Poi io alimento anche questi momenti di felicità, magari dedicandomi alla meditazione, dedicandomi alla mindfulness, concentrandomi sulla respirazione, sulla mia respirazione, facendo degli esercizi di respirazione, quindi riesco poi a rafforzare questa capacità, vogliamo dire, oppure capacità di comunque vivere sereno, perlomeno felice. Posso dire? Sì. Sì. Io volevo dire questo, per tornare anche appunto al tema generale, che conta molto il contesto. Conta molto. Il contesto in cui la persona vive, quindi a partire dai propri affetti, se si hanno o non si hanno vicini, ed è importante anche dal contesto più ampio della città, quindi la città che cura, no? Per riprendere un termine caro ai triestini, quindi la città che cura, la città che accoglie, la città che offre opportunità alle persone in generale e alle persone che attraversano delle situazioni di difficoltà, di crisi. E in questo contesto, in questa città che cura, io penso, per esperienza, per quello che noi viviamo, insomma, nella nostra terra, che il contesto del servizio pubblico di salute mentale non è marginale, non è una questione marginale, ma è una questione importante, centrale, perché un servizio con operatori così orientati, no? Con quella formazione lì, con quella visione della persona umana da accompagnare, da accogliere, da aiutare, da sostenere, da valorizzare, è un elemento
centrale, è un elemento fondamentale per intraprendere un percorso di uscita da una situazione di crisi. Tu questo lo descrivi nel libro, tu descrivi molti incontri con terapeuti, proprio descrivendo nei minimi particolari, no? Anche questo incontro, il saluto, come avviene anche questo saluto, le parole che vengono anche utilizzate da un operatore per accoglierti, ma non solo per accoglierti, per accompagnarti, non per farti tornare a casa sola, comunque per accompagnarti in questo percorso. Ecco, volevo insomma che tu magari mi dicessi qualcosa anche rispetto a questo. Quanto è stato importante per te questo contesto, questa ricchezza umana, culturale, in questo contesto triestino? Sì, grazie Gisella, sicuramente sì, fondamentale, insomma, fondamentale. Ma ricordo per esempio i lunghi anni di psicoterapia fatti con Mario Colucci, per esempio, che è stato uno dei miei primi, cioè il primo che si è preso cura della mia persona, ecco, proprio così, della mia persona. Sì, cioè, dovrei ripetere quello che ho già detto, cioè gentilezza, accoglienza, proprio con il tono della voce lui mi salutava, e cioè proprio io posso dire di aver vissuto una specie di amore terapeutico, no? Nel buon senso della parola, ecco, senza, ecco, proprio quella sensazione per cui io aspettavo che venisse il colloquio, perché era l'unico momento in cui io venivo compresa, accolta, stimolata nel giusto, insomma, giusti stimoli, giusto ascolto, giusta rassicurazione nei miei confronti, no? E quindi mi sentivo bene, anche mi dava, cioè, gli incontri psicoterapeutici con Colucci mi davano il carburante essenziale per procedere nella mia vita, insomma, nella quotidianità. E quindi sì, oltre a lui anche tanti altri, insomma, anche ricordo una notte quando non riuscivo a dormire, chiamai il centro di salute mentale, rispose l'operatore Franco, mi ascoltò e gentilmente mi consigliò di prendere un giornale, una rivista, sfogliare, lasciar passare il tempo, cioè proprio questo consiglio quasi paterno, insomma, no? E quindi sì, questo non so. Grazie a te. Io volevo ritornare alla domanda di professor Podda, che ci riporta all'elemento più contraddittorio di questo libro, secondo me, che è il titolo, perché chiaramente anche io mi sono interrogato per mesi su questo titolo, perché c'era qualcosa che non mi convinceva nel perché devo amare la mia follia, perché cioè da familiare della salute mentale, da persona che vive un'esperienza di cura, perché amare la follia? Beh, chiaramente si comprende il significato del titolo se si legge il libro, perché ci sono dei messaggi che si possono sintetizzare, ma l'ha ripetuto praticamente in ogni suo intervento Elena, in poche parole, 4-5 parole: amore terapeutico, accoglienza, relazione con l'altro, consapevolezza, felicità, speranza e salvezza. C'è una visione filosofico-politica nella narrazione di questo libro, che a me personalmente ricorda l'approccio, la postura
di Papa Francesco, e quindi un messaggio anche dal risvolto positivo cristiano, lo dico insomma da persona laica, che rasenta anche l'anticlericalismo, ma ho apprezzato questo messaggio perché è un messaggio che può essere comune a tante altre visioni, perché nel messaggio di Elena, che parla di salvezza, speranza e amore terapeutico, tutto ciò ci riporta a far sì che le persone che vivono esperienze di salute mentale siano protagoniste del loro cambiamento e della loro emancipazione. Questa è la cosa più importante, non importa da quale finestra arrivi la voce. Se arrivasse da una persona con una visione buddista, il significato sarebbe lo stesso. Se arrivasse da una persona atea che crede nel socialismo del XXI secolo, nella trasformazione sociale, nel cambiamento globale, sarebbe lo stesso, perché noi pensiamo storicamente da sempre che per cambiare l'ordine delle cose esistenti nella salute mentale dobbiamo essere noi stessi i protagonisti del nostro cambiamento, noi minoranza. Questo vale per tutte le minoranze, vale per le persone migranti, vale per le persone migranti detenute nei CPR, nelle galere per migranti, vale per i detenuti, vale per le persone queer, le persone LGBTQ+, vale per le persone neurodivergenti e vale anche per le persone che vivono esperienze di cura nella salute mentale. Questo era il mio vaneggio per mesi, pensando proprio al titolo di questo libro, perché effettivamente è lo stesso messaggio che ti può dare il Papa che prima di morire lava i piedi al detenuto. È evidente che c'è un messaggio anche lì di forte, di speranza, di amore, di salvezza, ma che riporta comunque a un'idea comune che abbiamo tutti di cambiamento e di trasformazione sociale. Il ragionamento sul titolo è stimolante, no? E quindi, Sì. quindi mi è venuto che questo titolo effettivamente colpisce, no? E quindi non sarà stato pensato come marketing, però ha il suo effetto importante come marketing. Allora, secondo me si può anche dividere in due parti, in due mondi, no? La prima parte, sono schizofrenica, è il mondo razionale, il mondo della diagnosi, dove con la ragione pretendiamo di capire tutto, di collocare tutto nella sua casella, al suo posto, e quindi sono schizofrenica, la diagnosi è quella, in questo mondo razionale, reale, pratico, ci sta. Poi c'è l'altro mondo, perché credo, e non so quanti siamo d'accordo, che non tutto il mondo si risolve nel reale, in quello che percepiamo. C'è anche un mondo invisibile, un mondo irrazionale, comunque, con il quale dobbiamo fare i conti. E la tragedia che stiamo vivendo a livello generale, secondo me, ha radice proprio in questo aspetto qua. Fra questi due mondi, come dice Basaglia, che bisogna accettarli perché esiste il razionale come l'irrazionale, noi siamo ormai da troppo tempo, forse più di un secolo e mezzo, dove viviamo in un'epoca dove la ragione pretende di razionalizzare quello che non è ragione. E questo, secondo me, ci sta portando a una serie di conseguenze negative terribili che ci richiedono di tornare alla base, no? Quindi amo la follia, va bene, cioè devo riconoscere che ognuno di noi ha una componente che non si può racchiudere nella razionalità, in un discorso logico, ma abbiamo sentimenti, stati d'animo, vissuti, funzionamento mentale altro, che non è quello in cui siamo padroni di noi stessi, possiamo prendere il controllo di noi stessi, ed è una sensazione terribile, ma probabilmente non è tanto terribile perché
per quello che è in se stessa, ma probabilmente è terribile perché sono consapevole di come vengono trattati nella nostra società quelli che perdono il controllo. Quindi si aggrava questo vissuto proprio per la consapevolezza che noi, la nostra società, non li accettiamo, quelli che non funzionano come dovrebbero funzionare e comportarsi. Quindi siamo in questo mondo che vorremmo cambiare e quindi più è brutto e più ci dobbiamo impegnare per cambiarlo. Vicino. Signora, saluti le Grazie. A me è sembrato che la nostra signora Elena sia molto fortunata a poter contare su dei centri di salute mentale così efficienti. Qui ce lo sogniamo che siano aperti per Natale, per Pasqua, 24 ore al giorno. Non esiste. E poi molte volte bisogna stare molto attenti a chi si chiama, perché è come stuzzicare un nido di vespe. Veniamo scavalcati noi genitori, io sono la mamma di un ragazzo disabile, e sfocia in un TSO, anche quando non ce n'è più bisogno, perché il ragazzo si è calmato, perché sono venuti i vigili urbani con la pistola, una cosa da film dell'orrore. Quindi io per prima non li chiamo più, ma sono sola, capito? Lei è molto fortunata, ok? Auguri. Grazie signora per aver condiviso la sua esperienza, ma sì, io dico sempre che sono stata fortunata ad impazzire a Trieste, sicuramente, sì. Perché io per esempio ho avuto anche dei TSO, però non sono mai stata legata, non sono mai stata maltrattata, insomma sempre con gentilezza, in diagnosi e cura mi si è offerta una tisana quando ero in crisi, insomma sì, proprio così. E sono stata il minimo indispensabile al centro, alla diagnosi e cura, e poi insomma sono stata accompagnata al centro di salute mentale per poi tornare a casa nel più breve tempo possibile. Siamo qua, signora, proprio per dire che bisogna che le cose funzionino bene, cioè, no? Ecco, no, appunto, ecco, un'esperienza importante che ho fatto e che vorrei fare ancora è avere l'opportunità di raccontare la mia esperienza agli studenti dei licei, dei ragazzi delle scuole superiori, perché sono loro il nostro futuro, solo loro potranno migliorare la nostra società. Ecco. Ho avuto una bellissima esperienza con un liceo classico, il liceo classico Carducci di Milano, che è venuto, cioè, le classi quinte sono venute a Trieste ad ascoltare la storia della salute mentale di Trieste, mi hanno invitato a raccontare la mia esperienza, veramente dei ragazzi meravigliosi, ecco, proprio. E io credo che dovremmo veramente organizzarci per entrare nelle scuole, raccontare queste storie di vissuto, di esperienza, queste testimonianze anche nelle scuole, proprio affinché, come signora? Insomma, si mettono dei semi, insomma, ci si impegna a mettere dei semi con un po' di fertilizzante se il terreno non è fertile, quindi poi si spera che, ecco, però ognuno nel proprio piccolo, no? Perché insomma, se ognuno di noi si impegna e comunque si fa rete, si collabora, si invitano magari i media anche a darci una mano, insomma, io credo che si possono fare, insomma, certe cose, insomma, poi dipende da chi ha in mano il potere, poi alla fine, no?
però insomma si fa resistenza, ecco. Ma infatti per andare un momento ad approfondire la questione che il cambiamento è possibile, vorrei ricordarvi che ci abbiamo provato e che per un certo periodo è stato possibile, ok? Quindi dipende sempre dalle persone, quindi dalle persone che noi mandiamo a governarci, dalle persone che noi votiamo come sindaci dei nostri paesi, e dipende dalle persone che formano gli operatori nelle università, dipende dalle persone, questo è il punto. Quindi noi in Sardegna abbiamo sperimentato una stagione di grande rivoluzione nella salute mentale ed è bastato cambiare il governo regionale perché tutto tornasse come prima o peggio di prima. E quindi perché dico questo? Perché è anche nostra responsabilità se abbiamo nelle istituzioni le persone che abbiamo. Vorrei solo ricordarvi che nel governo italiano oggi e nel Parlamento ci sono persone che stanno riproponendo modifiche della legge 180 senza citarla, senza presentarle come modifiche che stravolgono la legge 180, ma che di fatto la stravolgono. E sono le persone che noi votiamo e che vanno in Parlamento a fare le leggi contro gli interessi delle persone. Quindi il cambiamento è possibile se noi lo rendiamo possibile, se noi come cittadini lo rendiamo possibile e se noi come cittadini e cittadine ci opponiamo a delle scelte che danneggiano le persone. Questo è il punto. Quindi ognuno di noi può fare molto nel luogo dove vive, nel luogo dove lavora, nel luogo dove opera, anche nel nostro rapporto con i servizi di salute mentale. Perché? Perché se il nostro rapporto col servizio è puramente conflittuale, non ne usciamo. Se invece il nostro rapporto col servizio è un rapporto che deve portare attraverso anche la nostra azione, le nostre proposte, i nostri atteggiamenti ad un cambiamento che è possibile nei servizi, allora questo significa che i nostri comportamenti devono essere di un certo tipo. I nostri comportamenti devono essere di un certo tipo. Quindi noi dobbiamo denunciare quando le persone vengono maltrattate e private dei diritti fondamentali, denunciare nel senso di andare a discutere queste cose all'interno dei servizi, all'interno delle istituzioni. Noi le dobbiamo discutere queste cose perché dobbiamo pretendere il cambiamento. Ad esempio, noi ora abbiamo in regione una nuova giunta, è passato praticamente un anno abbondante. Noi non siamo ancora riusciti, nonostante abbiamo tentato più interlocuzioni, le cose che abbiamo scritto anche durante la campagna elettorale affinché i candidati si assumessero la responsabilità del dare risposte adeguate ai bisogni di salute delle persone. Beh, noi a distanza di un anno non siamo ancora riusciti a fare ricostituire in Regione Sardegna la Commissione regionale salute mentale, che è fondamentale per sedersi attorno a un tavolo e definire un nuovo piano per la salute mentale regionale che riorganizzi i servizi di salute mentale, che dia le risorse umane, culturali e finanziarie ai servizi di salute mentale di cui hanno bisogno. Noi a distanza di un anno, dopo averci provato e riprovato, siamo ancora in attesa della costituzione di questo organismo semplicissimo che basta
mettere in piedi con una delibera di giunta. Non ci siamo ancora riusciti e quindi i nostri servizi, non per colpa degli operatori, i nostri servizi sono fragilissimi, sono poverissimi e le persone non riescono ad avere quell'attenzione, quell'accompagnamento, quella sensibilità che serve per poter sperare in un percorso di ripresa. Quindi ognuno di noi è responsabile ed è chiamato in prima persona a fare in modo che il cambiamento sia reale anche in questa terra che ci aveva già provato. Parliamo della legge elettorale. Sì. Prego, ti avvicini, sì. Buonasera. Intanto il suo coraggio sta aiutando il mio. E io per la seconda volta da quando sono viva dico pubblicamente che soffro di depressione, del disturbo bipolare. La prima volta ho detto che io ero una persona che soffre di disturbo bipolare perché avevo riconosciuto questo fatto qua, cioè sono 20 anni che curo, ecco. Il suo titolo mi è piaciuto tantissimo proprio lì dove dice amo la mia follia, perché io penso che questo voglia dire che l'hai accettata, in quel senso lì. Io ci ho messo tantissimo a arrivare a questo, a accettarla. Ciao, grazie. Oh, mi raccomando, seguo le mie regole. Va bene. Ciao Stefano. Ho sofferto moltissimo di vergogna, io mi vergognavo, guai chi lo sapeva, chi lo diceva in giro, ma quando l'hai gettata dentro nel tuo intimo, nella tua sensibilità, cioè le cose cambiano anche nel rapportarti con gli altri. Posso testimoniare che io sono stata molto molto aiutata dalla famiglia, perché sono supportata. Cioè, quando ero a letto per giorni, mesi nel divano, tutti facevano quello che c'era da fare al posto mio, è stata una cosa bellissima, cioè riconosco che veramente ho avuto una grande fortuna, ecco, quella di avere una famiglia. Un'altra cosa che adesso sono dimenticata. Grazie mille. Anch'io sono stata molto fortunata ad avere vicino a me sempre mio marito Vittorio, che è qua presente, che ringrazio tanto. Vittorio, grazie per essermi stato sempre vicino nei momenti più bui della nostra vita coniugale, perché non è stato facile per nessuno dei due. Ecco. Grazie per aver condiviso questa tua esperienza, insomma. Sì, anch'io mi vergognavo tantissimo, però è passato e adesso è un'altra vita, una vita nuova, quella della rinascita. Bravissima, grazie. Ok. Se non ci sono altre curiosità, altre testimonianze, sì, allora ci sono ancora alcune copie del libro per chi ancora non l'ha preso. Ringraziamo molto Elena. Grazie a voi. Grazie a voi. Cara amica Elena. Allora vi ricordiamo che stiamo raccogliendo le firme per cambiare la legge elettorale, quindi prima di andare via avvicinatevi al banchetto a firmare.
Grazie, anche questo è una cosa doverosa e necessaria. Grazie a tutti e buona serata, grazie. La sua dedica. Sì. Forse una penna. Adesso la c'è, grazie. Sì, sì.